Una giornata in diretta per seguire la visita di Papa Francesco a Trieste in occasione della settimana sociale dei cattolici in Italia. Sulla nostra emittente si partirà già alle 7 di domenica 7 luglio per raccontare l'arrivo, il percorso, gli incontri, l'abbraccio con la città e la messa in Piazza dell'Unità d'Italia in un capoluogo regionale in festa per il Santo Padre. 4 truppe in collegamento con lo studio dove il vice direttore del gruppo Media Nord-Est Ferdinando Avarino condurrà la diretta che si avvarrà anche del collegamento via satellite della TV del Vaticano per non perdere nemmeno un istante della visita del Papa nella città della Bora. Domenica mattina Jorge Maria Bergoglio arriverà e ripartirà in elicottero. L'atterraggio è previsto alle 8 in Portovecchio, nelle vicinanze del Convention Center, dove sarà accolto dall'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dall'arcivescovo di Catania Luigi Renna, presidente del comitato organizzatore, e dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Qui il Santo Padre terrà un discorso. Al termine incontrerà privatamente 3 gruppi di persone, rappresentanti delle diverse comunità religiose della città, una cinquantina tra accademici e studenti dell'Ateneo Triestino e un terzo gruppo composto da persone con disabilità e migranti. Poco dopo le 10 il trasferimento a bordo della Papa Mobile verso Piazza Unità, ancora da stabilire l'itinerario che deve essere scelto in base a criteri di sicurezza, tra le opzioni il transito lungo Viale Miramare o la nuova bretella del Portovecchio, quindi la messa sul palco di Piazza Unità e l'Angelus, esauriti da giorni gli 8.000 posti a sedere. Al termine della celebrazione, verso le 12:30, Papa Francesco si sposterà verso il Molo IV, dove dopo il saluto alle autorità risalirà sull'elicottero per tornare in Vaticano. Per seguire tutta la giornata basta accendere la TV sulla nostra emittente, a tutto il resto pensiamo noi.